stanno facendo una prima azione che è quella di contenimento emotivo, di protezione dei nuclei familiari, in modo tale da aiutarli a essere, come dire, sostenuti emotivamente e protetti, riconnessi alle loro reti sociali e familiari e poi accompagnati in quelli che sono i momenti più complessi, più delicati, dal riconoscimento, il riconoscimento delle salme, che purtroppo in una situazione di questo tipo spesso sono collegate ai riconoscimenti con salme che hanno uno schema corporeo che non è integro e quindi ha un carico emotivo purtroppo ancora peggiore, e poi l'accompagnamento in quelli che sono i primi giorni di complessa e faticosa rinormalizzazione rispetto a quello che sta accadendo. Una cosa che però sarà importante sarà agganciare poi ovviamente a una rete di cura che deve essere trasversale, che deve mettere insieme il volontariato, il sistema del soccorso, il sistema sanitario, tutte le risorse che la comunità può andare a costruire intorno a queste famiglie che stanno vivendo questa fase di transizione estremamente difficile e dolorosa. Davanti alle situazioni di emergenza il sentirsi soli, il sentirsi non compresi o isolati va a peggiorare tutti quelli che sono gli impatti emotivi. Sapere che c'è una rete di cura, una rete di attenzione, una condivisione sociale di quello che è successo, di per sé è l'avvio di un processo di cura. Io una cosa che dico sempre quando mi occupo di interventi di emergenza è che non bisogna focalizzarsi solo su quello che è drammatico e ci spaventa, ma bisogna focalizzarsi anche sulle risorse. C'è un detto che a me piace molto: quando c'è una situazione di emergenza non guardare soltanto la sofferenza, ma guarda anche coloro che stanno aiutando, guarda coloro che si stanno attivando per aiutare, guarda anche dentro di te le risorse che ti permettono di affrontarle.